Un cordiale buongiorno da Parona, una zona meravigliosa limitrofa a Verona in occasione della edizione numero 29 di Gran Fondo d'autunno. Oramai un importante appuntamento proprio di inizio autunno. Ieri era il primo giorno d'autunno. Siamo con due personaggi importanti a livello amministrativo. Alla mia sinistra, cioè alla vostra destra, una bellissima signora che rappresenta Negrar e di qua un ottimo signore che rappresenta il comune di Verona. Allora, buongiorno, ci presentiamo e soprattutto due parole a riguardo per quanto riguarda Negrar, che ovviamente è un comune che confina con Verona, ma soprattutto è, diciamo, fulcro anche di mountain bike, ma non solamente. Allora, grazie a tutti e benvenuti nel territorio della Valpolicella. Questa gara, che è stata patrocinata dal comune di Negrar, è una gara per noi importante perché mette in risalto i sentieri, i paesaggi di Negrar e si svolge quasi completamente sul territorio di Negrar, per cui era dovuta anche l'accoglienza. C'è da citare anche il grande lavoro del team Benetti nella manutenzione dei sentieri e del percorso della gara, per cui un patrocinio più che dovuto e un impegno a sostenerli anche, insomma, grazie. Bene, grazie per queste belle parole l'assessore allo sport di Negrare. Passiamo al comune di Verona. Allora, è limitrofa ma ugualmente importante quanto questa città meravigliosa conosciuta a livello mondiale, essendo patrimonio ovviamente dell'umanità dell'UNESCO. Beh, innanzitutto ringrazio gli organizzatori perché ogni anno offrono alla Valpolicella, offrono a Verona questa bellissima competizione che richiama atleti anche da fuori regione, sta diventando sempre più importante. 29 edizioni vuol dire che è ben radicata all'interno della mountain bike nazionale, quindi fa molto piacere essere qui, patrocinare, condividere, guardare, perché la mountain bike è faticosissima, quindi faccio il tifo per tutti i ragazzi, per tutti i ciclisti che correranno per la Valpolicella e arriveranno poi qui a Parona, quindi è una giornata di festa, di sport e mi auguro che tutto possa andare per il meglio. Diego Bertani, manca lui a chiudere questo siparietto poco prima della partenza. Diego Bertani l'abbiamo definito scout, conoscitore come le sue tasche, centimetro per centimetro, di questi 38 km per 1300 metri di positivo e della Gran Fondo d'autunno, soprattutto per ricordare una persona meravigliosa, Bruno Benini, che ha voluto bene fin dall'inizio a questa importante manifestazione di inizio autunno. Buongiorno Diego. Buongiorno a voi tutti, io ricordo il nostro caro Bruno che ad ogni intervista prima della gara lui piangeva, quindi sicuramente piangerò anch'io, ma ci tengo a precisare che oggi la manifestazione sarà particolare, ossia credo che facciamo una cosa diversa da sempre. Oggi sarà la gara nella gara, cosa vuol dire che noi all'interno del circuito di gara di oggi, quindi i 38 km che saranno, abbiamo inserito un tratto cronometrato, nessuno dei partecipanti sa dove sarà l'inizio e la fine. Non è una salita, non è una discesa, sarà una frazione come se fosse un cross country. Loro non lo sanno, troveranno il cartello benvenuti al Bosco Blu, perché noi durante l'inverno abbiamo lavorato perché al nostro territorio ci teniamo. Abbiamo avuto con noi stamattina in partenza sia l'assessore dello sport del comune di Verona, dove noi abbiamo sede di partenza ed è una gran cosa, ma abbiamo avuto anche l'assessore dello sport del comune di Negrar, che quest'anno ci ha aiutato e ci stanno aiutando e stanno apprezzando il nostro lavoro per la pulizia e manutenzione dei sentieri. Io spero per tutti che sia una gran giornata di sport e di divertimento. Problemi è inutile che li elenchiamo, ma comunque li abbiamo risolti e arginati. Non ho neanche idea di quanto personale abbiamo fuori sul percorso, non ho idea, ve lo dico la verità. Però sono sicuro che sarà una gran festa. Oggi tra l'altro abbiamo per la prima volta che facciamo correre il nostro presidente. Oggi Luca Cerpelloni corre, non sarà qua dietro alle quinte a organizzare, a manipolare, anche perché lo ha fatto fino a un minuto fa e niente, gli diamo modo di andarsi a divertire su quello che diciamo nostro, ma è anche il suo percorso, perché noi qui d'inverno ci siamo sempre, anche perché viviamo qua. Grazie a tutti voi e sarà una gran giornata. Luca, sei veramente un presidentissimo, ti dividi tra ovviamente l'organizzazione, perché ieri ti ho visto con i bimbi, una baby d'autunno meravigliosa, e oggi sei ovviamente vestito blu come l'onda blu e come questo bosco blu, è una sorpresa. Grazie Silvio, grazie Diego. Diciamo che dopo 7 anni, sono 9 anni che io e Diego organizziamo questa manifestazione e dopo 7 anni si ritorna a correre sui nostri sentieri, sui nostri sogni, e lo facciamo un po' anche per dare l'esempio a tutte quelle persone che
tra l'altro sono anche molto malato, ma è giusto secondo me dare un esempio, dare una direzione, e non importa come, ma importa esserci. Quindi grazie Diego, perché Diego è la sua vita, questa via lui se la sogna di notte, ne parliamo spesso, ci sentiamo molto al telefono, quindi speriamo che vada tutto bene. Io ne sono convinto, perché le cose noi le facciamo con il cuore. Ringrazio gli sponsor, ma ringrazio soprattutto tutta la squadra, i 120 ragazzi che durante l'anno un po' ci aiutano e ci assecondano, perché comunque le nostre menti navigano sempre molto veloci ed è fatica, almeno la mente naviga veloce, il corpo ormai scancera un po', ma la mente è ancora quella di ragazzini. Insomma, grazie ancora e buona giornata. Gli rubo il microfono perché io e lui ogni tanto ci confrontiamo e diciamo che questa è la 29, ma voi vi immaginate cosa sarà la 30? Voi avete idea che io e lui ogni tanto ci interfacciamo e mi dice fammi finire questa per favore. Quindi dai, e questo qua è già l'invito per l'anno prossimo, perché noi ci siamo, però. Grazie. Bene, allora per il prossimo anno 2020, l'anno delle Olimpiadi, Tokyo, 30ª edizione di Gran Fondo d'autunno, per ricordare il meraviglioso Bruno Benini che dall'alto ci vede. Manca poco alla partenza, MTV Channel, Silvio Mevio. 5, 4, 3, 2, 1, un applauso, Gran Fondo d'autunno, edizione numero intanto. Forse qua,
Allora Luca, com'è correre sul percorso che hai disegnato, tracciato e hai perso un sacco di ore su questa strada? Sì, ho perso un sacco di ore e ho perso qualche anno di vita penso oggi perché è tutta settimana che sono ammalato, però volevo correre per Diego, per la squadra e per il percorso perché veramente studiarlo è bello ma percorrerlo ancora di più, quindi insomma veramente sono molto soddisfatto, i complimenti a Diego e a tutto lo staff che ha reso possibile questa giornata. Innanzitutto non ci credo ancora perché a metà gara mi sarei accontentato e avrei firmato anche per un podio perché ero lì attaccato su in quinta posizione e sapevo che potevo rientrare sulle discese, però sapevo che nel finale avrei pagato. Poi c'è stato un piccolo colpo di scena ai meno 15 tipo d'arrivo, c'era il gruppetto di 3 che avevano una trentina di secondi su me e Righettini. E a un certo punto alle cantine Bertani hanno sbagliato una vigna, hanno perso quei 30 secondi di vantaggio e Righettini mi fa "Oh, siamo primo e secondo" ed è partito a manetta. Io ho detto "Ma come primo e secondo?" Io non mi sono neanche accorto. È rientrato subito Zaccaria dei primi 3 e siamo andati via in 3 subito e a un certo punto poi c'era Valerio veramente a vista e Righettini ha continuato a fare un forcing in salita che ci ha fatto diventare pazzi a me, a Zaccaria, e man mano ci avvicinavamo al finale. Io dopo sulle discese ovviamente mettevo davanti il naso per recuperare tutto quello che potevo e sull'ultima salita Righettini ha dato una bella accelerata e ci ha dato 7-8 secondi, una roba del genere, e a quel punto lì io e Zaccaria eravamo secondi e terzi praticamente quasi certi. Io ho detto boh, mi gioco tutto e i freni non li ho neanche toccati e sono riuscito a rientrare qua negli ultimi 300 metri a Righettini. Ho tirato dritto proprio senza neanche pensare un secondo perché sapevo che c'erano 4 curve e il rettilineo più lungo era 50 metri e prendere davanti a 40 all'ora era l'unica chance che avevo. Sono rimasto in piedi, quindi per fortuna era tutto liscio e ho portato a casa una vittoria che a metà gara veramente non avevo scommesso neanche un euro su di me. Bene, un applauso alla gold medal, silver medal. Andrea, dopo un successone al Trentino MTV Tour, alla grande, ti sei, diciamo, tolto, tra virgolette, un sassolino e, ahimè, purtroppo oggi devi inchinarti a Sua Eccellenza il biondo e impossibile Martino Fruet. Sì, è stato molto più bravo di me sul finale, quindi devo fargli i complimenti. Devo fare i complimenti anche a Zaccaria, fortissimo, e mi dispiace per gli altri 2 ragazzi che erano davanti a giocarsela, Martino Tronconi e Domenico Valerio. Hanno perso in quel bivio. Sarebbe stato bello giocarsela con tutti, dai, sono soddisfatto del mio secondo. Complimenti a Martino e anche agli altri. Bene, allora terminiamo con un giovanissimo trentino, quindi il Trentino oggi alla grande qui nel Veneto, nel cuore del Veneto a Verona. Sei di Cavedine e direi che hai fatto una gara meravigliosa e soprattutto un bronzo per questo altrettanto meraviglioso team, il Santa Cruz FSA. Sì, sono tornato da un periodo un po' negativo, ho visto che la gamba è tornata a girare bene, mi dispiace solo di aver sbagliato il percorso, sono riuscito a rientrare subito e Martino in discesa ha dettato un bel ritmo, quindi siamo entrati su Righettini e peccato per il finale che con un po' di crampi che cominciavano a venire non sono riuscito a tenergli testa. L'abbiamo sentita poco fa, ci ha raccontato che quest'anno è veramente una stagione da incorniciare. Non abbiamo ancora concluso la stagione agonistica, ma ha già al collo diverse medaglie di ovviamente metallo pregiato come l'oro, ultimamente la Sila Epic in Calabria, 15 giorni fa la Etna Marathon a Milo, a Catania in Sicilia e oggi qua a Parona, dopo il terzo posto dell'anno scorso, l'8° di 2 anni fa. Oggi veramente ti sei tolta un sassolino e ti sei messa l'oro ovviamente al collo. Contentissima, voglio ringraziare tutti gli organizzatori, faccio i complimenti anche alle altre ragazze e speriamo di rivederci l'anno prossimo. Sicuramente, quindi un grazie alla squadra, alla OMAP Cicli Andreis,
al tuo preparatore Giancarlo Ginestri e al tuo patrone che ti vuole un bene dell'anima con sua moglie Jenny, Agostino Andreis. Allora, un argento a questa bella fanciulla che mi guarda storta perché sa che sono un birichino, comunque un argento importante. Tieni alto ovviamente il team della Metallurgica Veneta, ovviamente fai pari di un team importante perché Dmitry Medvedev ha fatto una gran bella gara, anche lui ovviamente una stagione da corniciare, e incrociamo le dita per il fratello Alexei che sta correndo adesso in quel di Grazien per il mondiale marathon. Felice, contenta, un argento comunque non è da buttare via. No, soprattutto dopo un periodo sfortunato. Lo sappiamo molto bene. Vabbè, quindi oggi era importante finirla. La gara stupenda, un lungo cross country, bello tecnico. Prima volta che la facevo, quindi non la conoscevo. Quindi già a podio alla prima uscita. Sì, dai, non male. Ringrazio mamma, papà che oggi purtroppo non ha potuto esserci, e Christian. Bene, abbiamo concluso questa bellissima, indimenticabile Gran Fondo d'autunno, edizione numero 29. Siamo già pronti per, anzi, da qui a breve Diego Bertani ve lo dirà, pronti per l'edizione del trentennale. Sarà qualcosa di fantastico, di stellare, perché 30 anni comunque a livello nazionale sono ben poche le gare che possono vantare 30 edizioni. Allora, Diego, che dire, un bilancio di verifica, ma soprattutto direi 700 concorrenti, tutti contenti, tutti felici di una Gran Fondo d'autunno che via via negli anni sta diventando veramente un must, un qualche cosa di speciale, perché tutti vogliono farla, tutti sono contenti di chiudere la stagione nel modo migliore con questa Gran Fondo, e soprattutto ricordando Bruno Benini. Bruno Benini ha avuto l'intuizione oramai 30 anni fa di fare qualcosa di importante, e tu con il tuo fido scudiero, il presidentissimo Luca Silvio Cerpelloni, avete portato avanti qualcosa di fantastico. Sì, in effetti Bruno secondo me è lassù che ci sta comunque tutti gli anni aiutando. Lui era arrivato alla 20ª edizione, ma poi ho detto ragazzi io non faccio più niente. Io e Luca abbiamo detto ma come, stiamo scherzando, abbiamo un territorio magico, quindi dobbiamo trasformarlo. Noi allora innanzitutto sono già appagato perché vedo che tutti arrivano col sorriso. Noi abbiamo lavorato, intendo noi, tutto il team Benetti, perché io sono la mente ammalata che di notte si sogna le cose, poi chiama Luca, gli dice dobbiamo fare, Luca mi dice fai tu, e io mi muovo, faccio tutto quello che devo fare. Arrivano tutti col sorriso, grossi problemi non li abbiamo avuti sul percorso, segnalazioni mi sembravano tutte corrette, arrivano qua, dicono che non hanno ricordi di aver trovato manifestazioni così organizzate. Tutti si sono riconfermati, l'anno scorso erano venuti magari qualcuno per la prima volta e poi dicono cazzo no, a fine settembre c'è la gara di Verona, andiamo a Verona ancora.
tornano e ti dicono già io sono già qua per l'anno prossimo. Questa per me è la vittoria, vero? Io non devo fare la classifica del primo, il secondo, il terzo, mi interessa quelli che stanno arrivando adesso, che quindi sono i veri amatori con la A maiuscola, i quali io rispetto, perché questi, come tutti, come del resto sono io, lavoriamo la settimana. La domenica ti metti il numero e vai a spararti 2 ore, anzi forse più di 2 ore, e ti fai questa cosa qua. Niente, è stato apprezzato, io voglio che la giornata prosegua sempre col clima festoso così. Il ristoro è da stamattina che vedo là che sembrava un banchetto nuziale, quindi adesso, poi tra un po' avremo pasta party, quindi poi seguirà premiazioni e tutto. Io sono felice perché anche Luca oggi ha voluto sbragarsi, se è il termine corretto da dire, ha detto faccio la gara. Sono felice perché almeno lui è riuscito a godere del nostro lavoro e mi ha detto che era tutto in ordine, tutto perfetto. Io lo ringrazio tanto Luca perché ha avuto coraggio di buttarsi nella mischia, quindi io voglio salutare tutti, sta arrivando Luca, il quale sono ben felice di passargli un attimino il microfono, che credo che sicuramente ci dovrà raccontare direttamente quanto lui ha vissuto sul percorso, vero? Perché questo qua lui è stato fino a un minuto prima con pantaloni addosso e queste cose qua, poi si mette il pantaloncino corto, si mette il cerottone al naso e lui parte, va e poi mi dice non ce la faccio, invece è quello qua. Lui è il nostro Highlander, quindi adesso gli facciamo raccontare la gara a lui, perché io ho raccontato sulla teoria quello che può essere stata la sua giornata, però diamogli voce a lui perché penso che lui ha sofferto un bel po' oggi, insomma dai, glielo passiamo. Grazie a Diego Bertani. Allora caro Luca, ti vediamo non soddisfatto, più che contento, ma il Trentino oggi ha sbancato il Veneto perché abbiamo 3 trentini nei primi 3 posti. Il caro Fruet che arriva da Pergine Valsugana, il caro Righettini che arriva da Brentonico e poi il giovanissimo, la promessa del Santa Cruz, il caro Zaccaria Tocco arriva da Cavedine. Quindi vuol dire che il Trentino confina, ma è contento di venire qui a correre a questa Gran Fondo d'autunno veramente che oramai ha toccato i 30 anni. Sì, sono molto soddisfatto appunto che i trentini abbiano apprezzato e abbiano dato il massimo su questo percorso disegnato magistralmente da Diego, perché veramente io l'ho fatto, purtroppo non stavo bene, ma il percorso è veramente incredibile. Io l'ho proprio vissuto alla grande nonostante il mio stato di salute. Dopo metà gara volevo ammazzarmi perché non riuscivo più a respirare, ma c'erano moltissimi volontari, tutto in sicurezza, fettucce dappertutto, veramente sembrava una sala giochi, una cosa incredibile. Bene, allora grazie a Luca Silvio Cerpelloni, presidentissimo, un grazie a Diego Bertani, lo vicepresidente ma scout, il papà di questo percorso meraviglioso, 38 km con 1300 metri di positivo, e soprattutto un grazie alla Onda Blu, ai blu del team Benetti, e soprattutto guardiamo verso l'alto e salutiamolo, Bruno Benini. Per MTV Channel è tutto, Silvio Mevio, alla prossima edizione, quella del 2020. Ciao! Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base all'antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere
posizionati in sella per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethic Sport, sempre un passo avanti.